Ma guardi, non è un'idea che sia nata dalla sera alla mattina, è un provvedimento che si è reso necessario dopo diversi richiami reiterati nel tempo ad alcune persone che non hanno saputo coniugare il tempo della pausa con il tempo del lavoro e soprattutto i richiami che erano stati ventilati. Avevo già preannunciato che nell'eventualità ci fossero continuati certi atteggiamenti avrei provveduto a rimuovere la macchinetta del caffè. A un certo punto, all'ennesima sollecitazione da parte di alcuni cittadini e quant'altro su ritardi e verificato che forse questo dipendeva anche dalle prolungate pause, abbiamo preferito rimuovere la macchinetta del caffè, che non vuol dire aver privato i dipendenti pubblici del loro legittimo diritto alle pause, quello che è previsto dal contratto nazionale del lavoro. Ho rimosso la causa, mi auguro che con questa soluzione si riesca a lavorare tutti bene in sintonia, dando i servizi per cui i cittadini ci pagano per amministrare. Ha avuto qualche reazione dei dipendenti o qualche contatto anche da parte dei sindacati per questa questione? Allora, ho ricevuto una lettera dei sindacati a cui ho dato riscontro immediato convocandoli il giorno successivo. Una sigla non ha partecipato, le altre sigle che vi hanno partecipato hanno sentito le ragioni, le motivazioni per cui nasceva questo provvedimento e abbiamo preso un accordo che nei prossimi giorni sfocerà in un decalogo che probabilmente servirà a questo punto, perché mi sono reso conto da come si sta evolvendo la situazione, che bisogna spiegare anche come si fanno le pause, e quindi nascerà un decalogo che è valido per i nostri dipendenti, dove tutti i loro diritti fondamentali sono garantiti, cioè io ho solo tolto una macchinetta del caffè, non ho fatto altro. Questa sarà una soluzione temporanea? No. Quindi È una permanente? soluzione definitiva, perché il tempo che è stato investito nel chiedere che si potesse avere degli atteggiamenti diversi è stato molto, gli atteggiamenti sono stati, devo dire, da parte di pochissime persone, comunque reiterati, e le mie scelte sono sempre irrevocabili. L'unica variante che subentrerà è probabilmente per i fruitori della biblioteca e per gli atteggiamenti comunque del personale della biblioteca, che nulla c'entra con ciò che avveniva in un specifico sito. Avevamo un contratto unico, per cui è stato reciso tutto il contratto.